E me loga sua parti ai monta. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un filmetto un po' speciale perché abbiamo su filmetto la città di Ajaccio, in compagnia di Pietro Scorcini, di Lavigio Pietro Scorcini, uso babbo, e con l'aiuto del servizio di agricoltura Gorso di Ajaccio, rappresentato dal consigliere Cristoforo Mondoloni. Allora, qui siamo in un passaggio tra a Piazza l'Olmo e il Carro di Borgo. Che particolarità ha su passaggio qui? Qui siamo all'entrata, se volete, di una città in una città. Il borgo era una città di Ajaccio. Qui da retro si chiama Piazza d'Olmo, ma oggi più specialmente la chiamiamo Place Foch o Place des Palmiers. E questi palmi che noi vediamo qui da retro sono stati piantati sotto all'area di Napoleone. Valladighi è una piazza che ha anni, non sono c'era che olme, dove si può trovare un nome storico di questa piazza, Piazza d'Olmo, e qui siamo all'entrata di Odoborg, all'entrata di un quartiere degli Aiacini puri, dei primi Aiacini della città. Allora, come Christophe nous l'a detto, siamo all'entrata del borgo. Questa siamo al 4 del carro di borgo e in tempo antico c'era una saliniera qui. Allora qui ci troviamo davanti a un palazzo che ha un'importanza storica, perché giusto appunto qui, 30 anni fa, in un 9 di gennaio del 1980, fu la storia dell'affare Basilica Fesch. Allora, su palazzo qui, oggi è diventato un albergo, chi rappresenta, chi era l'Epide? L'Epide era il palazzo d'uomo. Noi passiamo la città e ci troviamo un'altra persona qui, passiamo su questa parte e c'era Matteo, il panattiere che faceva il pane. Perché si chiama un mogo, giusto appunto? Un mogo perché le cose di Mazzia fare così. Ah, perché c'era un mazziere lì? C'era un mazziere, c'era un tipo che faceva la gente. Ah, di un mago? Di un mago sono andato un mogo. Ah, di un mago è diventato palazzo di un mogo, Voilà. Questo è interessante. Voilà. E da città noi in crime abbiamo la paura. Qui c'era una fontana che si vedeva quadrata. E qui c'era le pasticcerie, c'era tutto. E qui in fondo c'era il primo son di chitarra e di Bonelli. Bonelli è nato qui. C'era il son di chitarra, il primo son di chitarra era... Chi stampa c'è, giusto appunto qui, che mostra che all'epoca c'erano i fontane in borgo. Beh, vedete, siamo in piena toponimia qui, siamo veramente un cuore di toponimia, posto che un uomo di un arroglio porta un uomo di una fontana. Qui si chiama la stretta della fontana d'Aosto. D'Aosto non sappiamo mica perché, ma ciò che noi sappiamo con questo nome qui è che era una stretta dove c'era una fontana. E l'acqua in Ajaccio veniva in abbondanza innanzi, veniva anche dai peri, anche non so come si dice in corso, ma l'acqueduc che noi vediamo tutta piena di gutuli, passando a Va, Mezzavia e giungi a Suartel. Ci sono sempre tutti questi ponti che il Consiglio Generale entrato in riva e hanno un cammino di spaziata. Donc c'è un cantiere che traccia sabato, non c'era l'acqua che fa l'aria in città, di maniera a fare che si fontane potessero fare là, perché la gente potesse piare l'acqua. E oggi, per spintigarsi mica di tutto il lavoro che è stato fatto, ma fare un cammino di promenata dove la Iacine e tutti quelli che giungono qui potessero andare da Ajaccio sino finalmente a Sordiente. Ni per. Che era una stretta dove c'era una fontana, qui c'è una, dopo qui c'era un forno. Allora, questo è un forno di Opolo Zidiasepo e Zanariolo, Zidiasepo Cortinese, a famiglia Guglielmi. E facendo i canistroti, che ne assai rinomati in Ajaccio, si può dire. E in quella stretta, babbo l'ha conosciuta, in Duvando, c'era un passaggio mentre la seconda guerra mondiale passavano i sotti per andare sino in prefettura alle cose quando c'erano a chiame di bombardamenti. Tu la puoi spiegare?
Allora, qui ci troviamo davanti a questo famoso passaggio, giusto appunto. Allora, spiegate ciò che rappresenta veramente la storia di Asturia. Questo è perché la gente si rende, se no ci mettiamo tutti qui, si tiene giù. Poi le clai vanno a campo. Andiamo quando e per la cosa ci la prefettura. È un passaggio che passava quasi sino a sotto la prefettura, Ora, dove la Cina andavano quando si scucciava a chiama di bombardamenti. E qui arriviamo sotto il caffè della taverna. Sotto il caffè della taverna. Sotto la taverna di un corso Napoleone, dove c'è questo passaggio che io scopro per la prima volta oggi. E dopo hanno fatto un panatier, chiamato Pasquale Matrat, e li sono vaccini. I soleni sono vaccini qui. Qui accanto c'è un sazunato di noi, Dominici. Dominici qui è quello che ha fatto la corona. Quello che ha fatto la prima corona da Iaccio qui. Qui, qua, qui. Questo luogo qui ha un'importanza storica in Ajaccio. Sicuro, perché mentre a commemorazioni di avesse 200 anni di nascita di Napoleone, in 1969, un sazunaggio che si trova qui, che si chiama Monsieur Dominici, ha costruito la prima corona imperiale che stava guardando a Piazza del Diamante. Allora, mi puoi spiegare perché sul luogo qui vi tiene a cuore così? Questo è un portone con l'ago in casa di mia mamma andava a i pecherini a Grotta e si metteva qui anche il lago e tagliava i pecherini e serviva. E voi ti cresciuto qui? Qui, è cresciuto qui. Era una vita piuttosto dura o ti campati felici con te? Mi ho campato bene nella miseria, tutto il mondo era raccolto, tutto il mondo mangiava, i bambini, tutto il mondo si aiutava. E mia mamma qui, tutti la gente mangiavano di mia mamma, si facevano un caffè, ogni mai cosa va a mangiare, perché tutto il mondo voleva mangiare. C'era con tu con spirito di spartire? Spartimento. Come ha detto Simon Pa, ha domandato, ha detto un'infrasata che dice che ha campato felice anche nella miseria. E qui c'è da spiegare per noi. Qui posso spiegare su come ci ha detto Babbo, perché in tempo la vita era dura, hanno campato tempi duri, tempi di precarietà, tempi di miseria, ma hanno campato una vita dolce perché c'era sai spartire. I vicini si chiamavano tutti cucini, si spartivano un po' gli italiani, ma rimente che a tente di minana mamma, spiegavi che in una vicina, in tempo di guerra, quando c'era stato tempo di penuria, si era spartita una tazzetta d'olio. Questa tazzetta d'olio era una ricchezza. Bruciavano un caffè nella scalina e i cittadini andavano a vendere fighilina, ma davano di più, era più spartire. Era una vita di spartire, che oggi a spartire si face scarso. E Babbo ha campato questi tempi qui, questi tempi che oggi sono belli lontani. E che forse da gioventù e per cominciare giusto appunto avere una nozione di spartire. E anche se a tempo d'oggi c'è più, la vita è più facile, più dolce, e mi mancano questi tempi. Mi manca sì. Mi dica. Mi manca. Mi manca tutto, mi manca gli amici, mi manca tutto. Perché e non la famiglia. Perché non ritrova più, si può dire, la vita di prima, la vita paesana di prima. Oggi si può dire che è diventato qui una vita borghese, perché i paesani sono partiti e i casi sono stati venduti e un'altra popolazione è giunta a stare qui in Carruggio Lobo. Per parlare di agricoltura, la mamma a Tintelliminane era una disegnatore. Assai conosciuta in quel palazzo, riceveva masse di gente che venivano a farsi segnaluccio. Ecco. Oh Pietro, allora, ci puoi spiegare come si chiamano questi due passaggi qui che noi diamo? Allora, questi due passaggi del Carruggio Borgo, uno si chiama quello da Reggio,
passaggio del Puggiolo, a Valate del Puggiolo, che come potete fare andando al porto, e quell'altro si chiama il passaggio della Ghinghette, che coda andando al corso Napoleone. E qui andando al passaggio del Puggiolo da Retto, c'era una piccola canzonetta che gli vecchiacini si piacevano a cantare. Sotto la scala del Puggiolo, noi che ma 33 di là, scadiola, triche tracche tu, sei fuori. Ecco, questo è il passaggio del Puggiolo. Hai bene? La porta all'ippica togli. Non sa vita si faceva veramente in Caruglio. In Caruglio, sempre in Caruglio. E tutto il mondo dice che sono mancati. Si mettono tutti anche i re, si mettono a raccontare storie. E noi cambiamo di chitarra, cantiamo. Poi è vero che noi oggi non c'è più su Non c'è più, tutto il mondo dice su. E poi si vede a dire, come tu hai detto, Caiaccio era un piccolo paesone, un Caruglio del borgo, come Musancal, era un paesone della città di Ajaccio. Fa la Iacini non sta a sé, quindi mica sta a fare. Allora, io penso a parer mio che è stata, come si può dire, l'hanno messo un'etichetta, perché la Iacini, come la di Campato, non sono mica troppo vecchio, quantunque. E una vita quantunque paesano non era mica una vita di montarsi a sega, perché questa è giunta negli anni 85-90, in due poi su una piccola squadra che si giocava una borghese e hanno messo che la Iacini per via di una piccola manata di persone che si montavano a sega. No, penso che come in Ajaccio, come in Bassi, come in altre città di Aguzzi, che i paesi di Aguzzi, è una vita paesana. C'erano annanzi qui a Vigliuremo in suo report che lo vediamo bene che abbiamo visto due luoghi in cui i commerci sono morati. È un segno di noi che a vita a Iacina se ne è andato un po' un altro, derivano tutti i commerci del XXI secolo, come tu dici, in Bagnola, piccato è. E come tu dici Pietro, Ajaccio era un paese della Iacina, ma di noi, della Iacini, e si dice della Iacini che tutti gli Iacini hanno un paese. Abbiamo parlato della Saliniera all'entrata del borgo, o 4 di un borgo, dunque, a Saliniera di sicuro era un luogo dove la Iacini veniva a piare gusari, ma il porto di Ajaccio era di noi un porto dove si esportava. Tutto c'è caravato, mica solamente in Ajaccio, c'è caravato in Raola, c'è caravato nei Artinesi, eccetera. Ecco, dunque tutto farà qui. Quando vediamo le famose quai Napoleon, che sono stati scoperti facendo sul parcheggio, che era quello di Napoleon III non era tanto importante, ma quello di Napoleon I era importante perché era il primo quai, non so che troppo come si dice, era il primo quai d'import-export. Da Corsica. E dunque è importante per via del commercio e per spiegare che il borgo di noi era un po' un reservoir di tutto ciò che si faceva in queste campagne della Iacina, ma di noi, di quelli che venivano dai paesi. Va a dire che a vita di noi si faceva di più in giro a Caruglio che in una zona industriale come si faceva in Ajaccio, come si può vedere, in Misavi e tutto. Sicuro, tutto è scambiato, sul modo economico è scambiato. Oggi, quando uomo faccio un legno, quando uomo faccio in paese, per esempio, una carbonara, per vendere un carbone, per vendere il legno, ognuno ha dei camion, quindi camion sani in un paese stesso. Non si faceva mica così, non era nato lo spino dei muli, era più difficile a caricare e c'era più lavoro, allora oggi sicuro è più facile. Ma non sarà più difficile. Il commissario mi dice che la libreria, per esempio, di Pagni, portare i giornali anche la bicicletta. Ma oggi i giornali si leggono anche all'iPad. Dunque sono due epoche completamente differenti, ma è importante di figurare come si passa in tempo. Tutti i paesani forani mettono i banchi. Tutto ancora si fece. C'era anche gente che vendeva i cacaoetti, che vendeva la roba così, i paesani vendevano i legumi, tutto qui. Purtroppo è andato qui.
Ecco, qui siete davanti a un palazzo chiamato Palazzo di Galleria, un'architettura pura genovese, stata costruita nel 1770 da un gioco napolitano che si chiamava Montepagano. Invece agli Acini a chiamavano a casa Montepagano. Si può vedere questi palazzi con le gallerie così, si può immaginare in di tempi, 1770, che davanti qui di fronte non c'era nemmeno questi palazzi qui, c'era un grande giardino che si dava annanto al porto e dall'altra parte si dava annanto ai monti perché non c'era mica il corso Napoleone, il palazzo di galleria. E in suo luogo qui, in suo palazzo qui, il 27, dunque di Guarulho do Borgo, chi c'era di noi qui? C'era, mi pare che faceva C'era un sartorio qui al primo piano, Rito. Quando ero giovanotto facevo parte della musica municipale di Ajaccio. Era un sartorio di città di Ajaccio che faceva i costumi per i musicanti. Per i musicanti da Jojo Pireto. E quando si andava in De Jojo, una sorta che mi ha fermata stampata, suonavano sempre le chitarre, si suonava e si cantava, mentre che lui faceva i costumi. Di Sarruchello, perché gli Ajacini si piacciono a dire mica San Ruchello, Sarruchello. C'è la confraterna di Sarruchello, una vecchia confraterna, e nei tempi landani erano i confratelli che quando c'è stata la peste in Ajaccio, erano quelli che venivano da Usantoio, ai moribondi, a tutti quelli. Solo il borgo era sarrato e il borgo si piantava qui, davanti al mare veniva sino a qui, nella scalina, e lo chiamavano San Rocco sul mare, perché il mare veniva sino a qui, andando al sacrato di Aieja. E il borgo si compia qui. Aieja è stata costruita nel 1599 sotto il patronismo di San Ruchello e San Sebastiano di No. Strada facendo e mi ho scontrato a Maddalena di San Ruchello, come Marta così, c'è da spiegare appena come si passava all'epoca San Ruchello nel carro di Ubo. Allora, io sono nata a San Ruchello, ma caramente a San Ruchello, a piccola iglesia che c'è, perché figuretti che dicono che nemica sa fatto, che San Rocco, il grande, no, nemica San Rocco, il grande, e San Bastiano. Come si passava la vita di no? Era vero, non è mica, facevi l'impiego, non è niente, ma dopo c'è stata la guerra, studenti, io mi rimetto come babbo, andavo a campagna a cercare da mangiare, perché non c'era niente, a guardare tutti i cose di io non so mai tetti. Non c'è lo spirito. C'era tutto lo spirito, c'era l'amicizia, c'era tutto. Ci troviamo di fronte alla peta di San Ruchello e qui ce la spiega appena noi ci troviamo, Cristo. Allora, all'epoca di Napoleone ha fatto costruire questa iglesia qui con dei amici che si chiama Cappella Imperiale. In due sotto sono sempre interrati, c'è una cripta, dunque sono sempre interrati i parenti di Napoleone, ci sono i due parenti di Napoleone e c'è anche un zio, il cardinale Fesch, che ha dato a un borgo subito un museo dove si trovano tutti questi pittori italiani conosciuti nel mondo usano, di pittori conosciuti nel mondo usano. Dunque c'è una cappella imperiale che è ben sicuro scritta al patrimonio storico per il Ministero della Cultura e è stata rinnovata 2 anni fa e oggi si può visitare. C'è una cappella che può contenere 80 persone e Napoleone ha voluto fare
portare il marmaro di tutte le conquiste. Dunque si trova il marmaro di Spagna, dove troverete il Raurè, ma di nuovo il marmaro d'Italia, dove non troverete il Raurè. Aveva impiantato pareti di isolati ai paesi che aveva conquistato Napoleone. Il museo di Festa è una piazza maggiore, una maggior parte in Ajaccio, faceva la storia appunto di Ajaccio e di Agorsi. Abbiamo guardato il Festa che era il zio di Napoleone, campava in Italia, e in ringraziamento di tutto che ha fatto Napoleone ha portato pittori dei più maggiori pittori italiani di l'epoca. Allora, qui siamo davanti a un museo, ma non sa che è un museo, chi dice? Ero con una scuola Fesh. A scuola Fesh. E voi andate a scuola qui? No, io andavo a cittadina. Dunque in queste scuole qui c'erano i giochi, erano i primi piani di Charade, e poi dopo c'era Tio, a Jantelubo, come si chiama? O Basso Popolo, dunque era da reto in scuola. E o Basso Popolo, cioè di no, che quando tu andavi a scuola ti impedivano di parlare corso. Tu la parla francese. Ti ne sappiate coppe di mazzetti tu? Coppe di bastonati, no, coppe di bastonati. E vi spiegate la storia, per esempio, vi spiegate l'epoca la storia di Napoleone, per esempio? No. Perché? Poi parla sempre i re di Francia, i Jeanne d'Arc, quando da Ace du Corso. Non si parla mai della storia di Corsa? No, Corsa non è mai lì, perché io, che grazie ai miei figlioli, dopo andavo a trattare all'anno di 12 anni, ho chiuso la scuola per andare per un mestiere. Si lavora a che anno allora all'epoca? A 12 anni. A 12 anni si poteva lavorare. Ma lavori duri? Io ho lavorato in fatto manuale, ho fatto meccanico e dopo sono venuto a stampa siciliano, sono andato a corsa. Cioè dico pas che sul giornale, giusto appunto, dati di 1815. 1815, di sempre la stessa famiglia. E che esiste sempre oggi. Monsieur Scorcin, va a porre una questione. Abbiamo trovato una fiche che era posta in scuola, in cui c'era scritto in francese il est interdit de parler corse et de cracher par terre. Va dire che c'era un paragone tra stupantare e parlare la sua lingua materna, la lingua corsa. A chi si assomiglia questo paragone? Che voleva dire che c'è la mia parola corsa si suona come che disgraziato. Come disgraziato Iago. Allora, ci potete contare appena due o tre affari alla stessa biblioteca? Allora, qui la biblioteca dunque è marcata a Nantes, biblioteca e museo. Dunque c'è una biblioteca che era stata fatta allo stesso tempo che un museo da Gardinale Le Fesch, e dunque ha avuto questa biblioteca qui per far venire libri del mondo usano. E in Trento oggi c'è sempre 40.000 libri di l'epoca che sono trattenuti dunque da un servizio municipale. Dunque su palazzo il 43 che rappresenta? Allora, su palazzo del 43 di Uvoco, diciamo il palazzo di Usaltero Preti, perché dicono che in tempi antichi un prete si sarebbe lampato da su. Ecco. Allora, voi che siete cantatori, ci volete contare appena la storia vera. C'è una placca dove c'è scritto il nome di Tino Rossi, un cantatore famoso che lo conosciamo tutti, ci potete contare appena? Qui dunque al 45 dopo è nato Tino Rossi, dalla famiglia di Dotto Zitetti, dei fratelli, degli sorelli. E Tino dunque ha avuto un destino assai speciale perché è la meritocrazia che parla, posto che è un uomo partito da una famiglia, come ha detto un Michele Di Martino, Nanzi, dove c'era povertà, c'era mica ricchezza, sono partiti in nuda. E dunque è quello che sapeva, ha preso qualcosa che Dio l'ha mandato, ha il suo dono di cantare, è partito un continente. È un destino assai speciale. Una volta ha registrato una canzone a Paso Mamma, o Ciucciarella, che tutto il mondo conosce, che era una nana.
in Marsiglia pa 2 franchi di replica in una piccola bottega per mandarli a sua mamma di Marsiglia per fare un regalo. E da qui c'era un magazzino in corso Napoleone che passava a Ciucciarina di Tino Rossi tutta la giornata. E un giorno c'è un tipo da casa di musica a Colombia che è passato e che ha inteso che è oggi speciale. E così che il destino di Tino Rossi è partito e che Tino Rossi oggi è nato qui da Ottovidolo, è il 5° cantatore che ha venduto più dischi in 2 mondo. Allora, qui ci vediamo un colpo accanto alla stretta di Tremari, questa falata qui, e dopo, giusto accanto a questa falata qui di Tremari, c'è la stretta di Caneto. Mi puoi spiegare perché? Così a basso c'era la piazza piena di cani. Ah, era un luogo di cani. Quando c'era l'acqua sopra. C'era l'acqua? Là. Solo l'acqua? E dopo c'è un lavatoio. Ah, un Che lavatoio? Napoleone III era che l'ha fatto, l'ha costruito. E c'era tutto il mondo a lavarsi i panni. Tutto il mondo di Uborgo o solo di stretti qui? Uborgo non fa lavare i pani con la nuova? Fa lavare i panni. E la scuola non è scusa. Al modo romano c'è gli scudi. Allora, chi mi puoi contare di personale in questo luogo qui? Questo luogo qui era la cantina di mia mamma e mio papà che facevano. Venivano qui e facevano la cantina e facevano i tripetti. Ah, d'accordo. Ma questa cantina c'era un stazionario che tutti i paesani, anche i cavalli, ma poi farai i cavalli. Quando era sul stazionario, C'è sicuro che faranno. d'accordo. E infatti c'era la cantina di mamma e babbo che venivano qui e facevano i ripasti. D'accordo. C'era un scambio tra i commercianti qui. Guarda, io sempre presente. Qui dunque giungiamo a fine di Uborgo, dunque siamo quasi all'ultimo. Qui è l'ultimo passaggio da Retano, dunque un passaggio 30 agosto si chiama qui. Da Reta a casa qui c'è un piccolo passaggio qui. È originale comunque di parlare da toponimia, di nomi di luoghi, ma di nomi di famiglie e di soprannomi. Qui c'era una famiglia, chiamiamo oggi baracche. Le baracche perché era una famiglia di pescatori e giusto da Reto qui. Non potevo mica visitare oggi, ma giusto da retto qui ci sono sempre oggi i baracchi di pescatori, giusto che i pescatori venivano a mettere i sorretti qui da retto. E dunque la famiglia oggi si chiama sempre i baracchi. E il cognome di questa famiglia? Questa famiglia qui. Ecco. Allora, qui siamo in una piazzetta. A Piazzetta Uborgo, all'entrata di Uborgo, e ci potete raccontare una piccola volta, una storia di questa piazzetta qui? Allora, la piazzetta era all'entrata di Uborgo che partiva dai parti fuori dalla città e si può dire che in dei tempi lontani c'era una muretta, in cui, sotto a Genova soprattutto, c'era una muretta in cui i guardi e i paesani non potevano mica entrare in Uborgo senza aver intatti l'arma, non potevano mica entrare in quell'arma. Allora c'erano 2 guardie che verificavano se avevano l'arma prima di entrare in Uborgo per francare il carro di Uborgo. Anche quelli che campavano qui. Anche quelli che campavano qui, una volta che francavano in Uborgo, erano individuati dai guardie. E soprattutto quelli che bussano di noi perché avevano in Uborgo. Uborgo, cioè dire che è stato al XVII secolo assai accampato assai di commerci di pescatori, soprattutto di famiglie assai di pescatori che pescavano in un corralo. Pescavano assai a pesca di un corralo e c'era assai commercianti che hanno fatto sul campo di vita di Uborgo da Iaccio. Un piacere. Dunque, facendo sul giro oggi nella stretta di Uborgo abbiamo assai imparato storia, nomi, cose che non si sanno più all'ora d'oggi. Dunque è una questione che volevo porre,
ci ne sono sempre persone che si interessano a questa storia, a questa ricchezza di luoghi. Ci sono sempre. Chi mi puoi dire? Vuol dire che un po' c'è sempre chi si interessa. Ma persone che hanno conosciuto sul tempo che tu ci hai contato o gente davanti, di giovani? Davanti. Davanti. E tutta questa ricchezza, ce la mantiene? Come si può fare per mantenere tutta questa ricchezza? Questa ricchezza è che tutti i giorni là si mettesse come noi, e tutti insieme continuiamo. Ringraziati. Io vi voglio ringraziare intanto che mica che hai detto ci infuttiamo un po'. Intanto che cai a Cino, vi voglio ringraziare di questa memoria via qui, perché sono appena commosso, sono appena contento di vedere che i vostri visitatori sono a pro di questa lingua, sono a pro di questi ricordi e sono pieni di nostalgia e pieni d'amore per voi e per il vostro babbo di noi e per la sua famiglia. Sono zitti che hanno questa ricchezza, se sono stati arrivati in questa ricchezza qui, e ciò che mi tocca a me è che l'aiuteremo sempre perché campiamo a un'epoca non ci ricordiamo più dove noi siamo. È un piacere per me e per Corsica di vedere a gioventù impegnarsi così, di si ricordi tempi fa e di andare qui scontrare lo misao, ma domani andare a scontrare altre persone anziane perché di potersi dare i suoi pareri, di potersi dare i suoi ricordi e questa memoria viva da Iaccio e da Corsica e come si dice in noi che voi campessi di 100 anni. Ma io voglio ringraziare noi Missiao per questo momento che abbiamo tutti insieme, tutte le ricchezze e di noi Christophe e Edo che ci ha chiamato per bene a fare questo filmetto qui. E ne faremo un altro. Spero, ringraziamo. Io aspettavo un po' più, no che ma 33 della scagliura, di che tra che tu sicura, 33 della scagliura, di che tra che tu sicura. Non giù questa, in piaglia fa la pastora, mi andrà giù una iaccia e farò la gusilora, mi andrà giù una iaccia e farò la gusilora. E me loga sua parti ai monta e me passa sua pesi a ovvio che sempre va.